Allora, quest'oggi il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, ha voluto incontrare alcuni ragazzi che frequentano il Parco del Soligo per chiedere loro che cosa si aspettano anche dall'amministrazione comunale per poter vivere meglio il loro inserimento nella comunità. Per esempio, tu sei originario di quale paese? Io sono dominicano, Repubblica Dominicana, sono cresciuto qua e tutto qua. Sì, Abiti a Pieve di Soligo tu? sì, abito qua 10 anni, cioè è casa mia e mi trovo da Dio E qua. che cosa hai chiesto al sindaco? Oh, al sindaco le chiederei magari tipo una saletta per giocare noi giovani, magari neanche chissà gran cosa, magari una saletta giochi con... Quindi uno spazio per uno poter spazio- interagire e Esatto, sì. relazionarti con altri ragazzi della tua età. Esatto, ma in realtà c'è già qua a Pieve. Sì. Però la gente, non solo stranieri, perché Ah. vedo magari più italiani che fanno più casino di noi, che fanno più cavolate di noi stranieri. E, tipo, magari ho visto gli italiani che vanno e spaccano le cose così. Poi le colpe vengono sempre magari ai ragazzi che stanno in giro così come noi. Quindi ti senti vittima un po' di qualche pregiudizio Sì, delle volte? io non mi sento vittima perché so che io le cose così non le faccio, anzi evito, piuttosto di rovinare la mia comunità, come piuttosto vado là come si chiama? Al Proloco di Pieve che fa il fiore gigante, vado, gli do una mano e faccio volontariato e tutto. Quindi ci si può integrare a Pieve di Soligo? Certo. Com'è la comunità? È stata accogliente nei confronti? Tu sei bengalese, giusto? Sì, 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 accogliente, sì, è Pieve è un bella paese, è bello, sta bene Pieve, però dico ragazzi, tipo qua a Pieve, tipo io se butto immondizia, tipo non butto immondizia, arriva vigili e polizia locale, danno colpa a noi, perché però non è così, però dobbiamo lasciare pulito qua. Beh, devo dire che è una chiave di volta, nel senso che vediamo veramente la trasparenza delle comunità e delle espressioni del pensiero delle persone. Cioè, noi siamo una comunità unica, anche se abbiamo la partecipazione di persone marocchine, bangladesi, sandominicane, di qualsiasi nazionalità. Tantissime di queste prendono atto del senso di responsabilità anche di tutela dei luoghi pubblici. Mi piace il ragionamento che hanno fatto questi ragazzi, la partecipazione che c'è di alcuni di loro all'interno delle stesse associazioni della Proloco, quindi della vita viva del paese. Tutti insieme dobbiamo combattere chi ancora continua in maniera molto maldestra e maleducata a abbandonare rifiuti. Quello che auspico è veramente che ci sia la presa di coscienza che il paese, ma soprattutto la terra, è di tutti e dobbiamo viverla in maniera comune e nel rispetto comune, perché i danni che creiamo reciprocamente alla comunità, alla società e alla natura dopo ricadranno comunque su di noi e sui nostri figli. Grazie. Per cui l'atteggiamento di questi ragazzi è straordinario. Auspico che si facciano portatori nelle proprie comunità di questo importante messaggio e che tutti insieme possiamo avere un paesaggio che venga chiamato Svizzera, ma che semplicemente è Pieve di Soligo.